La guerra delle campane. C'era una volta una guerra, una grande e terribile guerra, che faceva morire molti soldati da una parte e dall'altra. Noi stavamo di qua e i nostri nemici stavano di là e ci sparavamo addosso giorno e notte, ma la guerra era tanto lunga che a un certo punto ci venne a mancare il bronzo per i cannoni, non avevamo più ferro per le baionette, eccetera, eccetera. Il nostro comandante, lo stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone, ordinò di tirar giù tutte le campane dai campanili e di fonderle tutte insieme per fabbricare un grossissimo cannone, uno solo, ma grosso abbastanza da vincere tutta la guerra con un sol colpo. A sollevare quel cannone ci vollero 100.000 gru. Per trasportarlo al fronte ci vollero 97 treni. Lo stragenerale si fregava le mani per la contentezza e diceva: «Quando il mio cannone sparerà, i nemici scapperanno fin sulla luna». Ecco il gran momento. Il cannonissimo era puntato sui nemici. Noi ci eravamo riempiti le orecchie di ovatta, perché il frastuono poteva romperci i timpani e la tromba di Eustachio. Lo stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone ordinò: «Fuoco!». Un artigliere premette un pulsante e d'improvviso da un capo all'altro del fronte si udì un gigantesco scampanio. Din don dan, din don dan. Noi ci levammo l'ovatta dalle orecchie per sentire meglio. Din don dan, tuonava il cannonissimo, e 100.000 echi ripetevano per monti e per valli din don dan. «Fuoco!», gridò lo stragenerale per la seconda volta. «Fuoco per Bacco!». L'artigliere premette nuovamente il pulsante e di nuovo un festoso concerto di campane si diffuse di trincea in trincea. Pareva che suonassero insieme tutte le campane della nostra patria. Lo stragenerale si strappava i capelli per la rabbia e continuò a strapparseli finché gliene rimase uno solo. Poi ci fu un momento di silenzio. Ed ecco che dall'altra parte del fronte, come per un segnale, rispose un allegro, assordante din don dan, din don dan. Perché dovete sapere che anche il comandante dei nemici, il mortesciallo von Bombonen Sparonen Pesta Fracasson, aveva avuto l'idea di fabbricare un cannonissimo con le campane del suo paese. Din dan, tuonava adesso il nostro cannone. Don, rispondeva quello dei nemici. E i soldati dei due eserciti balzavano dalle trincee, si correvano incontro, ballavano e gridavano: le campane, è festa, è scoppiata la pace!». Lo stragenerale e il mortesciallo salirono sulle loro automobili e corsero lontano e consumarono tutta la benzina, ma il suono delle campane li inseguiva ancora. La vecchia zia Ada. La vecchia zia Ada, quando fu molto vecchia, andò ad abitare al ricovero dei vecchi, in una stanzina con 3 letti dove già stavano 2 vecchine, vecchie quanto lei. La vecchia zia Ada si scelse subito una poltroncina accanto alla finestra e sbriciolò un biscotto secco sul davanzale. «Brava, così verranno le formiche», dissero le altre 2 vecchine, stizzite. Invece, dal giardino del ricovero venne un uccellino, beccò di gusto il biscotto e volò via. «Ecco», borbottarono le vecchine, «che cosa ci avete guadagnato? Ha beccato ed è volato via, proprio come i nostri figli, che se ne sono andati per il mondo chissà dove e di noi che li abbiamo allevati non si ricordano più». La vecchia zia Ada non disse nulla, ma tutte le mattine sbriciolava un biscotto sul davanzale e l'uccellino veniva a beccarlo, sempre alla stessa ora, puntuale come un pensionante, e se non era pronto bisognava vedere come si innervosiva. Dopo qualche tempo l'uccellino portò anche i suoi piccoli,
perché aveva fatto il nido e gliene erano nati 4, e anche loro beccarono di gusto il biscotto della vecchia zia e venivano tutte le mattine e se non lo trovavano facevano un gran chiasso. «Ci sono i vostri uccellini!» dicevano allora le vecchine alla vecchia zia Ada con un po' di invidia. E lei correva, per modo di dire, a passettini passettini fino al suo cassettone, scovava un biscotto secco tra il cartoccio del caffè e quello delle caramelle all'anice e intanto diceva «Pazienza, pazienza, sono qui che arrivo!» mormoravano le altre vecchine. «Se bastasse mettere un biscotto sul davanzale per far tornare i nostri figli? E i vostri, zia Ada? Dove sono i vostri?» La vecchia zia Ada non lo sapeva più, forse in Austria, forse in Australia, ma non si lasciava confondere. Spezzava il biscotto agli uccellini e diceva loro «Mangiate, su, mangiate, altrimenti non avrete abbastanza forza per volare». E quando avevano finito di beccare il biscotto diceva «Su, andate, andate, che cosa aspettate ancora? Le ali sono fatte per volare». Le vecchine scrollavano il capo e pensavano che la vecchia zia Ada fosse un po' matta, perché vecchia e povera com'era, aveva ancora qualcosa da regalare e non pretendeva nemmeno che le dicessero grazie. Poi la vecchia zia Ada morì e i suoi figli lo seppero solo dopo un po' di tempo e non valeva più la pena di mettersi in viaggio per il funerale. Ma gli uccellini tornarono per tutto l'inverno sul davanzale della finestra e protestavano perché la vecchia zia Ada non aveva preparato il biscotto. La Pollonia della marmellata. A Sant'Antonio, sul Lago Maggiore, viveva una donnina tanto brava a fare la marmellata, così brava che i suoi servigi erano richiesti in Val Cuvia, in Val Travaglia, in Val Dumentina e in Val Poverina. La gente, quando era la stagione, arrivava da tutte le valli, si sedeva sul muricciolo a guardare il panorama del lago, coglieva qualche lampone dai cespugli e poi chiamava la donnina della marmellata. «Apollonia! Che c'è? Me la fareste una marmellata di mirtilli? Eccomi! Mi aiutereste a fare una buona marmellata di prugne? Subito!» La Pollonia, quella donnina, aveva proprio le mani d'oro e faceva le migliori marmellate del Varesotto e del Canton Ticino. Una volta capitò da lei una donnetta di Arcumeggia, così povera che per fare la marmellata non aveva neanche un cartoccio di ghiande di pesca, e allora, strada facendo, si era riempito il grembiule di ricci di castagne. «Apollonia, me la fareste la marmellata? Coi ricci? Non ho trovato altro. Pazienza, proverò». E la Pollonia tanto fece che dai ricci delle castagne cavò la meraviglia delle marmellate. Un'altra volta quella donnina di Arcumeggia non trovò nemmeno i ricci delle castagne, perché le foglie secche, cadendo, li avevano ricoperti. Perciò arrivò con un grembiule pieno di ortiche. «Apollonia, me la fareste la marmellata?» «Con le ortiche? Non ho trovato altro. Pazienza, si vedrà». E la Pollonia prese le ortiche, le inzuccherò, le fece bollire come sapeva lei e ne ottenne una marmellata da leccarsi le dita. Perché la Pollonia, quella donnina, aveva le mani d'oro e d'argento e avrebbe fatto la marmellata anche con i sassi. Una volta passò di lì l'imperatore e volle provare anche lui la marmellata della Pollonia e lei gliene dette un piattino. Ma l'imperatore, dopo la prima cucchiaiata, si disgustò perché c'era caduta dentro una mosca. «Mi fa schifo», disse l'imperatore. «Se non era buona, la mosca non ci cascava», disse la Pollonia. Ma ormai l'imperatore si era arrabbiato e ordinò ai suoi soldati di tagliare le mani della Pollonia. Allora la gente si ribellò e mandò a dire all'imperatore che se lui faceva tagliare le mani alla Pollonia, loro gli avrebbero tagliato la corona con tutta la testa, perché teste per fare l'imperatore se ne trovano a tutte le cantonate,
ma mani d'oro come quelle della Pollonia sono ben più preziose e rare, e l'imperatore dovette far fagotto.